Dragons Volley, questo è il nome che abbiamo voluto dare a questo progetto, un nome importante, impegnativo per i draghi che dovrebbero essere i nostri ragazzi, perché è un progetto dedicato alla pallavolo maschile. La pallavolo maschile del Bassanese si rilancia per rinverdire i fasti in termini numerici e di qualità di un recente passato in cui il nostro territorio è stato uno dei più interessanti del Veneto, e lo fa con questo nuovo progetto che unisce 5 realtà pallavolistiche del territorio: Bassano, Cartigliano, Santa Croce, Solagna e Rosà. Stiamo collaborando quindi da quest'anno. I risultati, devo dire, cominciano già a vedersi, perché i ragazzini cominciano ad arrivare, e questo per noi è molto importante. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è quello dedicato non solo al reclutamento ma anche alla gestione dei ragazzi, perché mano a mano che crescono è importante che non smettano di fare pallavolo. L'obiettivo infatti è quello di dare continuità ai settori giovanili, riuscendo attraverso l'unione delle forze e dei numeri ad iscrivere sempre e comunque una squadra per categoria. La volontà del neonato sodalizio sportivo è anche quella di creare delle squadre d'élite, mettendo insieme i migliori atleti in circolazione per farli competere a livello provinciale e regionale. Mettendo in rete le società, noi abbiamo la possibilità di far giocare i ragazzi. Chi vuole giocare e può giocare ad alti livelli lo farà a Bassano, chi vuole continuare a giocare lo potrà fare anche nelle altre società, che faranno comunque delle categorie sia giovanili che anche di categorie vere e proprie, insomma.